Un urto violentissimo che non ha lasciato scampo ancora una vittima della strada questa mattina all'alba lungo il tratto di tangenziale padovana che collega Selvazzano alla zona termale. Un pedone è stato investito e ucciso da un camion. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, un anziano di 78 anni residente a Selvazzano, stava camminando sul ciglio della strada. Non è chiaro se stesse tentando di attraversare proprio nel momento in cui stava sopraggiungendo il mezzo pesante. Nonostante l'immediato intervento dei soccorsi, dei sanitari del SUEM 118, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. È morto sul colpo. Sul posto, lungo la direttrice della tangenziale di Selvazzano, per i rilievi è intervenuta la polizia stradale, che poco dopo ha disposto la rimozione della salma trasportata all'Istituto di Medicina Legale. Il pubblico ministero potrebbe disporre l'autopsia. Poco chiara la dinamica dell'incidente. Non si sa se l'uomo abbia deciso di gettarsi volontariamente contro il camion o se l'autista del mezzo pesante, a causa dell'oscurità, non lo abbia visto. Le indagini sono state affidate dalla procura alla polizia stradale. Il conducente del mezzo pesante rischia però di finire nel registro degli indagati per omicidio stradale.